Difesa dell'ambiente e crescita del territorio nel nostro Veneto non sembrano andare molto d'accordo. Il progresso legato all'industrializzazione e ad una gestione del territorio spesso cieca e irresponsabile ha trasformato negli ultimi 40 anni non solo il nostro meraviglioso paesaggio e i nostri ricchissimi ecosistemi, ma ha anche impoverito il nostro patrimonio naturalistico. E tutto questo creando all'ambiente e alla salute dei cittadini non pochi danni, forse in modo irreparabile. Eppure negli ultimi tempi qualcosa sembra essere cambiato, soprattutto a livello di presa in carico dei problemi in modo cosciente e responsabile. Professore, lei arriva da Torino in treno, perché questa scelta per arrivare a Thiene? Io mi muovo sempre in treno sulle lunghe tratte, in auto elettrica su quelle molto brevi, ma il treno quando funziona poi è anche molto comodo perché permette di lavorare e di non stancarsi per la guida. Cosa poter suggerire alle persone per dare una mano al nostro ambiente? Prima di tutto dobbiamo sprecare di meno. Siamo una società che spreca e che è poco efficiente nell'usare le risorse, nell'usare l'energia. Lo vediamo dalle nostre case e paghiamo pure delle bollette elevatissime per poi buttare l'energia letteralmente dalle finestre o dai muri. Poi evidentemente i trasporti. Cercare di viaggiare anche un po' meno, soprattutto per turismo o viaggiare a corta gittata. Non c'è bisogno di fare il viaggio esotico per divertirsi, invece oggi veniamo spinti col volo low cost ad andare a prendere caffè a New York e questo è insostenibile. E poi la dieta, mangiare meno carne perché la carne ha un importante impatto in termini di clima e di deforestazione. Cercare di consumare prodotti locali perché i trasporti anche del cibo incidono sul bilancio finale. E infine gli oggetti, tutto quello che noi compriamo e soprattutto la filosofia un po' dell'usa e getta e alla fine energia, materie prime e poi rifiuti. Non dobbiamo privarci di una certa qualità della vita, dobbiamo capire però qual è il superfluo e qual è il necessario, che poi è la logica con la quale Papa Francesco 4 anni fa ha scritto l'enciclica Laudato Si. A Thiene un convegno organizzato da Banca Alto Vicentino con il noto meteorologo Luca Mercalli ha puntato il dito contro comportamenti scorretti, presentando i numeri allarmanti di un fenomeno devastante. Presidente, una serata per parlare di cambiamenti climatici e anche di educazione ai soci di Banca Alto Vicentino. Ecco, da dove partiamo e da dove è nata questa esigenza? Partiamo, noi è diventato ormai una tradizione, un costume, un'usanza fare questi tipi di serate informative. Fa parte della mission delle casse rurali della banche di credito, fa parte degli scopi statutari. Noi abbiamo l'obbligo anche di fare formazione al risparmio, al territorio, alla conservazione del territorio, all'ambiente e quindi cerchiamo di diversificare, di sviluppare, di premiare, oltre che le aziende 4.0, l'industria 4.0, anche le attività innovative che sono riferibili proprio a progetti sostenibili, a riqualificazioni energetiche. Una delle priorità della banca è sicuramente uno dei servizi e degli obblighi che la banca deve dare nel suo territorio. Cosa fare per aiutare il nostro pianeta a rivivere? Bisognerebbe intervenire di più, coinvolgere di più i ragazzi, nel senso che è dai giovani che deve partire un po' più di civiltà e istruirli, quindi anche appunto dalle scuole. Ad esempio la nostra scuola sta facendo un progetto per ridurre la plastica e questa cosa può essere estesa anche ad altre realtà che non sono solo scolastiche ma anche all'interno della sanità o degli edifici pubblici. Cosa serve oggi per aiutare il nostro clima e il nostro ambiente? Un ripensamento radicale del modello di sviluppo. Concretamente? Aumentare il più possibile l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Sono già molti i clienti BCC che chiedono di investire in progetti cosiddetti etici e sostenibili per l'ambiente. Anche la finanza ha responsabilità importanti nel passato, ma in futuro può essere una leva rilevante per ridurre i danni, perché oggi chiunque può scegliere dove investire e se scopre che i propri investimenti vanno a peggiorare l'ambiente o anche, insomma, ci sono anche tanti altri problemi che non sono solo ambientali, pensiamo agli investimenti in armi,
forse può rendersi conto che i soldi messi in un posto oppure in un altro possono anche cambiare le sorti del mondo. Direi che la finanza su questo ha fatto dei passi da gigante, perché sono proprio i flussi finanziari, i movimenti finanziari che stanno governando anche quelle che sono le nuove dinamiche nell'ambito della sostenibilità, sia essa ambientale, sia essa sociale, che anche del governo delle società, delle aziende, dei paesi. Quindi direi che su questo fronte la finanza ha progressivamente sviluppato dei prodotti che fossero coerenti e conformi rispetto a queste aspettative. In ambito di Cassa Centrale, come gruppo bancario, abbiamo dei prodotti che sono dedicati, lavorano effettivamente nella selezione di queste società, privilegiando ovviamente quelle che al proprio interno hanno implementato delle politiche di miglioramento sotto questo profilo.